Napoli capitale della pizza. Il maestro pizzaiolo Enrico Porzio ci accompagnerà in un viaggio culinario attraverso le tante pizze che colorano questa città. Oggi puntata sulla pizza contemporanea, con dedica speciale al grande e intramontabile Renato Carosone. Il nostro Enrico incontrerà 3 amici. Sono Carlo Cuomo, ho 31 anni e da bambino sognavo di fare il medico. Io sono Eugenio Valentino, sui social tutti mi conoscono come Gegè, da piccolo volevo fare l'avvocato. Sono Manu Food, ho 37 anni e da bambino sognavo di fare lo scienziato. Che gli presenteranno 3 tra i migliori pizzaioli di questo stile. Sono Ciro Cascella, un pizzaiolo contemporaneo napoletano. Sono Giacomo Garau, proprietario e pizzaiolo della pizzeria Olio e Basilico. Ciao a tutti, sono Pasquale Damiano, padrone di Damiano Pizza Concept. Gli faranno assaggiare il loro cavallo di battaglia, ma il nostro Enrico li metterà in difficoltà. Gli chiederà di realizzare una pizza dedicata ad un personaggio famoso. Chi riuscirà a trovare gli ingredienti giusti? Strapizzami di coccole. Il Vomero è uno dei quartieri collinari più noti di Napoli, celebre per la sua vivace vita culturale e commerciale. Un tempo zona di ville nobiliari e campi coltivati, oggi è un punto d'incontro tra eleganza e modernità. Passeggiando tra le sue strade, si respira un'aria unica fatta di mercati storici, caffè affollati e panorami mozzafiato sul golfo. Vomero, quartiere collinare di Napoli, famoso anche per i suoi punti panoramici. Ma che me ne importa a me lo panorama? Io devo andare a mangiare! Con chi? Con Manu Food! Sono Manu Food, ho 37 anni e da bambino sognavo di fare lo scienziato. Oggi mi ritrovo in cucina, gestisco eventi e sono un social chef. Un po' la scienza da bambino la mettiamo nei piatti, quindi potete vedere le mie ricette andando sui social e digitando Manu Food. Manu, come stai? Io bene, ma che ti vedo un po' affannato. E tutto si scala. Henry, ma sta la scala mobile là, ti metti a salire le scale, ah? Non posso vivericere prima. Comunque mi è venuta una fame, dove andiamo a mangiare? Mo ti porto a mangiare una pizza dal mio amico Giacomo Garau di Olio e Basilico. Sono Giacomo Garau, proprietario e pizzaiolo della pizzeria Olio e Basilico. Ci troviamo al Vomero, in via Massimo Stanzione numero 13, Napoli. La mia passione per la pizza nasce dal desiderio di esaltare la tradizione napoletana con un pizzico di creatività. Per le mie pizze scelgo solo ingredienti di altissima qualità provenienti da filiere certificate. Nel menù troverete dalla classica margherita top con mozzarella di bufala fino alla più ricercata cetarese con alici di cetara, cappero di salina e origano di Corvara. Nella mia pizzeria ho voluto creare un ambiente moderno ma accogliente. Vi aspetto per farvi assaggiare il vero sapore della pizza contemporanea. E che pizza mi fai mangiare? Ti faccio mangiare una margherita secondo Giacomo. Senti, io devo mangiare secondo i miei gusti, non secondo i gusti di Giacomo. Henry, è la pizza che si chiama così. Ah, bene, allora andiamo. Ma mica è lontano. È qua vicino, non ti preoccupare, vieni appresso a me. Ma che appresso io tengo fare? Manu, ma scenario di scala. E come hai fatto a Non ti preoccupare, vieni appresso a me.
La pizza contemporanea nasce dall'incontro tra innovazione e rispetto per la tradizione napoletana. Caratterizzata da impasti altamente idratati e lunghe lievitazioni, punta su leggerezza, digeribilità e presentazioni curate. È l'evoluzione moderna di un classico senza tempo. Giacomo, ciao, come stai? Ciao Manu, tutto bene? Vedi a chi ti ho portato? Ad Enrico Porzio. Uè Enrico, che piacere, ciao. Giacomo, il piacere è mio. Enrico, Giacomo fa una pizza straordinaria. Fa la pizza contemporanea più buona che io. È un numero uno. Già si sta qua? No. E come fai a non sapere? E dici tutto quanto la stessa cosa. Fai una cosa, prendi posto che io faccio 2 chiacchiere con Giacomo. Allora io ti aspetto a tavola. Vai. Allora, Giacomo, Dimmi Enrico, da quanto tempo fai il pizzaiolo? sono circa 30 anni. Un vero e proprio veterano. Ma olio e basilico quando è nata? Oli Basilico, il progetto è nato nel lontano 2014. La prima sede che ho aperto sta a Calve di Sotto, un bellissimo paesino nell'Alto Casertano. A dicembre ho aperto la mia seconda sede, che si trova a Vitulazio, che è anche il mio paese natale, e da un mese e mezzo ho aperto qua al Vomero, a Napoli, via Massimo Stanzione. Com'è nata la tua passione per la pizza? Enrico, ti spiego. Io mi sono diplomato all'alberghiero come cuoco. Lavorando in un alberguccio durante l'estate e avendo anche all'interno una piccola pizzeria per i clienti dell'hotel, una sera mancò il pizzaiolo. Io mi proposi per sostituirlo, pur non sapendo fare nulla, e da quel momento in poi, da quella sera, non ho più smesso di infarinarmi. Bella storia veramente, ma non mi fai fess. Per i nostri amici non napoletani, non mi inganni. Portami nella tua postazione di lavoro. Enrico, qual è il problema? Vieni a piazzarmi. È arrivato fino a Calvi di Sotto sta cosa. Ma che pessaizzo. Giacomo Garau, parliamo di pizza contemporanea, ma con quale tecnica prepari il tuo impasto? Enrico, uso la tecnica del prefermento a 24 ore, dopo lo rinfresco, altre 24 ore e la servo ai miei clienti la pizza. Che tipo di farine utilizzi? Uso una farina zero sia per il prefermento che per il rinfresco. Idratazione molto spinta, Sì, è vero, qua siamo all'85% di idratazione. motivo per cui la cottura come deve essere? Henry, lenta, docile e mai aggressiva. Sei preparato, ma io ti metto in difficoltà. Oltre al tuo cavallo di battaglia, Margherita secondo Giacomo, mi devi fare una pizza dedicata a Renato Carosone. Me la fai? E certo, è lì che te la faccio. E allora io mi accomodo e tu strapizzami di cocco. E mo che faccio? Tu fai l'americana, Maruzzello. Ci sono, un riccio per capriccio. Manu, Allora com'è andata? allora, il locale non è una tipica e tradizionale pizzeria napoletana, molto elegante, sedie vellutate, tavoli effetto marmi, luci e colori delicati, ma comunque l'abito non fa il monaco, sono proprio ansioso di assaggiare questa pizza. Giacomo però è veramente molto bravo. Hai visto? Io non è che ti portavo in una pizzeria qualunque, ti ho portato in una pizzeria stupenda. E poi Giacomo, da come hai potuto vedere, è un maestro pizzaiolo. E a proposito di Giacomo, ma da quanto tempo sei suo cliente? Sono anni, Henry. Io andavo alla sua sede storica a Calvi di Surta, che nasce nel 2014. Poi si è spostata al Vomero, sto più vicino e vengo qua. In tutti questi anni immagino quante margherite secondo Giacomo hai mangiato. Non solo quella, un'altra pizza che adoro è la cetarese con le alici di cetara, che è la prima pizza che lui ha messo nel menù gourmet nel lontano 2014. Poi un'altra pizza che adora è la Casaro, fatta con i formaggi, straordinaria. Però quella che oggi volevo farti assaggiare è la margherita secondo Giacomo, che resta la mia preferita. È buona secondo Giacomo, secondo te, ma mo' Limorese è pure buona secondo me. È buona, è buona. Speriamo bene.
Giacomo. Eccolo, eccolo. Ecco, questa è la margherita secondo Giacomo, è fatta con una fonduta di parmigiano, fior di latte, in uscita metto pesto di pomodoro confit, pesto di basilico e nuvola di pomodoro. Questa pizza è molto a me cara perché mi piace saltare due ingredienti che è il pomodoro e il basilico. Spero che vi piaccia e buon appetito. Grazie. Prego. Hai visto Henry che ti dicevo? Profumi intensi sul tricolore italiano. Ma guarda, i colori della margherita, il pesto di basilico, il pesto di pomodoro, il profumo del parmigiano, guarda come si sente. Pizza contemporanea con un cornicione neanche così tanto pronunciato. Cottura perfetta. Secondo me. Secondo te? Secondo Giacomo. Ah, ci capite? Secondo me l'ha massaggiato. Sì, ha massaggiato. Vedi Manu, questa pizza è la testimonianza che la semplicità trionfa sempre. Con pochi ingredienti ha fatto una pizza gustosissima. Ma poi gli ingredienti che usa Giacomo sono tutti ingredienti di filiera controllata, ingredienti selezionati e di qualità, come hai potuto sentire. E poi un ruolo fondamentale a questa percentuale di idratazione lo gioca la cottura, che ha da essere veramente lenta, docile e mai aggressiva. Sono d'accordo. Però parliamo sempre del suo cavallo di battaglia, i lacimi di difficoltà. Come in difficoltà? In che senso? Gli ho chiesto di farmi una pizza dedicata a Renato Carosone. A Renato Carosone. E come mai gli ha fatto questa richiesta? Voglio testare realmente la bravura di Giacomo. Henry, io sono sicuro che Giacomo non ti deluderà. Staremo a vedere. All'inizio della sua carriera, Renato Carosone faticò a trovare spazio nel panorama musicale italiano. Dopo aver lavorato in Africa per anni, tornò a Napoli con nuovi suoni e idee. All'inizio non fu capito da tutti, ma con tenacia e originalità riuscì a imporsi, aprendo una nuova strada per la musica leggera italiana. Renato Carosone. Ecco qua, una donna riccia, Perché dovrebbe ricordarmi Renato Carosone? perché prende il nome da una sua famosa canzone La donna riccia, una donna dal carattere forte e deciso, proprio come i sapori di questa pizza. Buon appetito! Grazie. Bella intuizione. Hai visto? Te l'ho detto che Giacomo non ti deludeva. Però prima di giudicare, assaggiamo. Certo. Tipica pizza con prodotti in Mediterraneo. A me mi ricordano poco insalata di rinforzo per i di Natale. Anzi, insalata e rimporzio. Stiamo girando morsi, eh? Henry, eppure sai, hai ragione. Ti ricorda tanto l'insalata di rinforzo. Per i nostri amici non napoletani, l'insalata di rinforzo è un'insalata tipica che si fa durante il periodo delle festività di Natale, il cui ingrediente principale
e la scarola, condita poi con olive, acciughe, pomodorini e chi più ne ha, più ne metta, perché a Napoli mangiamo assai. E Rima, in conclusione, che hai deciso? Ti è piaciuta sta pizza? Manu, devo ammettere che Giacomo è stato veramente molto ma molto bravo. Però ti già fai una domanda a te, già conosco la risposta, ma te la già fatta. Si merita il grembiule di strapizzami di coccole? Secondo me, dopo 2 pizze del genere, se lo merita, Enrico. Prima però ti devo fare un'ultima domanda. Ancora un'altra domanda. La canzone più famosa di Renato Carosu. Vabbè, ma questo è facile. Tu vuoi fare l'americano? Io faccio napolitano, paga il conto. E io pago. Giacomo, complimenti. Grazie mille Enrico. Il tuo locale dall'aspetto non è una tipica pizzeria napoletana, ma ti assicuro che si respirano tutti i sapori della tradizione. E poi le tue pizze contemporanee, 2 chicche, la margherita secondo Giacomo, la dimostrazione di come si trionfa con la semplicità. Pochi ingredienti ma di estrema qualità. E poi, tu devi mettere in difficoltà la donna riccia. Ti è piaciuta e mangiatela tutta quanta? L'ho divorata! Motivo per cui ti consegno il grembiule di strapizzami di coccole e saluto i nostri amici a modo mio. Voglio, replicate, ma non imitate, perché anche uno chef che diventa pizzaiolo sa da saper fare.